Amici all'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Lepore, qua dal Palazzetto dello Sport di Viareggio, dove siamo nella giornata del campionato di Serie 1 seconda di ritorno, dove il Centro Giovani Calciatori è già sceso in pista, affronterà il Valdagno. Hanno finito il riscaldamento delle squadre poco prima. La giornata di oggi prevede Monza-Grosseto, l'anticipo di venerdì con il risultato di 3-3, Giovinazzo-Novara alle 20, Sarzana-Follonica 20:45, Breganze-Lodi 20:45, CDC Valdagno alle ore 21, mentre domani domenica si gioca a Trissino Forte dei Marmi alle 18, stesso orario Castiglione-Bassano. La classifica vede il Trissino in testa 35 punti, campione d'inverno, seguito dal Bassano 33, CDC 31, Amatori Lodi 29, Valdagno 28, Monza 26, Grosseto 24, Follonica 21, Sarzana 20, Forte dei Marmi 10, Novara 9, Castiglione 7, Giovinazzo 4, Breganze 3 punti. Valdagno e Giovinazzo sono con una partita in meno, Monza e Grosseto una partita in più. Marcatori del campionato di A1 in testa, Onorio proprio del Valdagno, avversario tra pochi minuti del CDC con 25 reti, seguito da Alvarigno del Trissino 24, Mendez del Trissino 20, Saavedra del Grosseto e Cocco del Trissino con 18 reti. I marcatori del Centro Giovani Calciatori, Federico Ambrosio con 16 reti, seguito da Samuele Muglia con 8, Romeo Danna ed Enrico Torner 7 reti, Elia Cinquini 5, Luca Lombardi 3, Liam Rosi 1 rete. I marcatori del Valdagno sono Onorio, come detto 25 reti, Diogo Sexas e Leonardo Di Qui Giovanni 10 reti, Tiago Sanchez 7 reti, Giulio Piccoli 6 reti, Francesco Crocco e Marco Tomba 3 reti, Niccolò Crocco 2 reti. La formazione del Valdagno è una delle squadre giovani di questo torneo di Serie 1, un solo over 2000, è seguita quest'anno dall'emergente allenatore portoghese Federico Mascheras dell'89. 3 AD importanti ci sono stati nella squadra: il capitano Giuliani è approdato a Bassano, Borrega, Nallodi e Lazzarotto. Sono 4 gli stranieri a disposizione del tecnico, il puntero il porto cileno Thiago Sanchez 29 gol e ben 3 new entry. L'acquisto di metà primavera prima di un super europeo under 23 è quello dell'altissimo spessore con l'approdo in bianco-blu di Lucas Onorio, è un fabbro prodigio portoghese classe 2003. Il secondo straniero scelto è un altro portoghese classe 96, Diogo Sexas, inamovibile nel quintetto della portoghese Braga. Intanto il Valdagno entra in pista a maglia completamente bianca, poi il terzo è l'usitano Rodrigo Vieira, portiere 21enne. La lista italiana conferma tra i pali Bovo classe 2000, l'estero Di Qui Giovanni 2004, la solidità dei fratelli Crocco, Niccolò 2005, Francesco 2007, sommati alla velocità offensiva di Tomba 2006. Si presenta per entrare nei playoff direttamente ai quarti, ma soprattutto per essere una gran guastafeste alle big pretendenti alla vittoria. Una squadra che ha battuto il Trissino l'altra sera, quindi senza dubbio arriva carica come carico. Arriva il Centro Giovani Calciatori dopo aver effettuato l'impresa sulla pista dell'ex viareggino Alessandro Bertolucci del Bassano, senza Muglia che era squalificato, senza Pablo Gomez in porta che scontava la squalifica la prima giornata, la seconda viene scontata stasera. La società poi ha effettuato un reclamo, vedremo se per il Novara probabilmente il Centro Giovani Calciatori sarà costretto a cambiare maglia, perché almeno questa è la nostra intuizione, perché c'era molta similitudine
nelle maglie, il Valdagno ce l'ha bianca, il Centro Giovani Calciatori bianco-nera, e quindi si assomigliavano molto e c'era sicuramente difficoltà, tanto viene fatta una foto ricordo dai dirigenti del Valdagno alla squadra con alle spalle la tribuna del Parabarsacchi. Nella tribunetta lato mare c'è anche un gruppo di supporters arrivati da Valdagno per sostenere la loro formazione, che come detto reduce proprio dalla bella impresa di aver battuto la capolista e campione d'inverno Trissino, e questo è proprio un derby sentito tra Valdagno e appunto il Trissino, come quello che è tra il Centro Giovani Calciatori e il Forte dei Marmi, quindi senza dubbio è stata un'impresa importante, ma l'impresa grande l'ha compiuta anche il Centro Giovani Calciatori a Bassano con il grande e giovanissimo Filippo Poletti, non ancora 18enne in porta, che si è dimostrato proprio all'altezza della situazione. Ma vediamo intanto le formazioni delle squadre. Il Valdagno schiera con il numero 7 Leonardo Di Qui Giovanni, con il numero 21 Rodrigo Vierà, con il numero 4 Marco Tomba, con il 6 Nicolò Crocco, con l'8 Diego Seixas, con il 9 Giulio Piccoli, con il 10 Tiago Sanchez, con il 17 Francesco Crocco, con il 75 Lucas Onorio, con il 22 Filippo Vallortigara. Allenatore Federico Mascarenas. Il CGC Viareggio risponde con il numero 17 Tommaso Casentini, con il numero 1 Luca Lombardi, con il 5 Federico Ambrosio, con il 7 Liam Rosi, con il 9 Samuele Muglia, con l'11 Romeo Danna, con il 26 Elia Cinquini, con il 12 Francesco Poletti, new entry arrivato proprio di recente, fratello di Filippo, con il 99 Enric Torner, con il 40 proprio Filippo Poletti, il portierone del Centro Giovani Calciatori. Allenatore Mirko De Gerone, l'arbitro Alessandro Eccelsi di Novara, Roberto Giovine di Salerno, Mattia Menegatti di Viareggio. Tanto si aspetta che il Centro Giovani Calciatori ritorni in pista, come detto sicuramente si sta cambiando la maglia e indosserà la seconda muta. Vediamo, tanto i due portieri sono in maglia amaranto, quindi non hanno problemi, i rispettivi del Valdagno indossano la maglia gialla, quindi su questo non c'è problema. Ecco, la maglia azzurra per il Centro Giovani Calciatori, avevo intuito bene, c'era effettivamente una somiglianza tra le due maglie ed era difficile anche poter decifrare bene le due squadre. Centro Giovani Calciatori che poi tornerà nuovamente in pista martedì sera, sempre qua al Parabarsacchi alle 20:45 per il turno di Coppa Italia, quarto di finale, partita secca, quindi senza dubbio una gara importante con il Grosseto, che poi è una rivincita perché il Grosseto ha battuto proprio il Centro Giovani Calciatori prima dell'impresa di Bassano con un punteggio piuttosto pesante, rifilando ben 8 reti alla squadra viareggina in una serata difficile, innervosita anche da una direzione di gara non certamente all'altezza della situazione. Due rossi diretti, uno a Samuele Muglia che gli è costata una giornata di squalifica scontata a Bassano, e un altro rosso al portiere Pablo Gomez con 3 giornate di squalifica, una scontata a Bassano, una la sconta stasera. Poi in Coppa martedì sera può giocare perché chiaramente il regolamento dice del campionato la squalifica, in Coppa quindi è disponibile. E poi la società, come detto, ha effettuato
un ricorso per vedere se nella trasferta di Novara di sabato prossimo può essere a disposizione o meno, oppure ancora una volta sarà schierato in porta Filippo Poletti, voluto e consigliato dall'ex allenatore del Centro Giovani Calciatori, che è stato uno dei più grandi portieri al mondo, Alessandro Cupisti, che aveva individuato questo ragazzino dell'SPV Viareggio e aveva detto: l'erede di Pablo Gomez per la porta del CDC è lui, Filippo Poletti. E chiaramente l'indicazione è arrivata da un grande, come detto, uno dei campioni e dei più grandi portieri al mondo che ci sono stati nell'hockey su pista, viareggino Tanacchino, che quindi se ne intende di numeri uno. E quindi Filippo alla grande ha fatto vedere che i numeri ce l'ha, ragazzino con la testa sulle spalle, come si dice in gergo. L'allenatore Mirko De Gerone ha detto forse anche più maturo dell'età che ha, e questo dimostra anche una confidenza che mi ha fatto Filippo, che lo possiamo dire quest'estate, quando il Centro Giovani l'ha cercato, lui aveva avuto anche delle altre opportunità in Nord Italia con squadre importanti, però ha preferito venire intanto qua nella squadra della sua città Viareggio, ma anche perché voleva terminare gli studi regolarmente, quindi stando qui a Viareggio può anche fare questo, e indubbiamente dimostra proprio la quadratura del ragazzo, che non ancora 18enne, però è una delle promesse dell'hockey italiano, ex giocatore anche dell'Under 17. Tanto vediamo che ci sono gli arbitri a ridosso della panchina, di una delle panchine c'è forse qualche striscione da sistemare. Vediamo che ci sono i tre arbitri, i due che dirigeranno Chelsea e Giovine, l'altro Mattia Menegatti di Viareggio, arbitro ausiliare. Comunque sono le 21 già e qualche minuto, non inizia la partita, sono lì che controllano, non sappiamo di preciso, c'è il nostro operatore che sta proprio inquadrando, li sta avvicinando, vediamo che probabilmente c'è uno striscione che deve essere sistemato meglio. Sono lì, c'è anche il Federico Ambrosio del CDC, è lì che anche lui vicino. Ora arriva anche il capitano Danna per capire come mai la partita non inizia ancora. Sono lì, c'è Renzo Pardini, li seguiamo, c'è anche, vediamo, sono tutti lì, però siamo coperti dall'arbitro Chelsea, non capiamo bene sinceramente, siamo alla panchina del Valdagno, lì le immagini, ecco, stanno sistemando tutto, ecco, però insomma poi si potrebbe anche iniziare magari e sistemarli strada facendo, insomma, anche perché siamo già in ritardo, quindi insomma non è che lo striscione viene in pista e crea grossi problemi anche se si inizia la partita. Comunque vabbè, sembra che finalmente tutto sia a posto, e quindi gli arbitri ora stanno facendo la scelta insieme con i due capitani della pallina, che sarà quella che darà il via. Tanto viene sistemato anche uno striscione da parte dei supporters del Valdagno, con l'ausilio anche di uno scaleo fornito dalla società bianconera, proprio per mettere nella condizione anche i tifosi veneti di esporre i loro striscioni. Intanto ci sono, ecco, c'è l'annuncio delle formazioni proprio da parte di Daniele Maffei, che poi ci raggiungerà qua in postazione al Palabarsacchi per l'inizio della telecronaca di questa partita molto importante tra il Centro Giovani Calciatori e il Valdagno. Tanto c'è la lettura, prima è stata fatta la lettura da parte della squadra del Valdagno in maglia bianca, e ora è la volta della squadra del Centro Giovani Calciatori
che viene salutata con l'applauso del pubblico ad ogni nome che viene annunciato dallo speaker. Due squadre cariche, le vedremo poi all'andata. Il Centro disputò una grande partita anche sulla pista di Valdagno, una squadra veloce, ci diceva proprio Mirko De Gerone, che poi è di Valdagno, quindi anche lui sente questa partita particolarmente, però ormai lui si è abituato, come ha detto più di una volta, ad affrontare proprio anche in Veneto queste gare, quindi ormai ci ha fatto l'abitudine, prima da giocatore, poi da direttore sportivo e poi ora nuovamente da allenatore, quindi vedremo stasera quale sarà il risultato finale di questa gara, una gara importante. In porta Rodrigo Viera con la maglia numero 21 per il Valdagno, poi Thiago Sanchez, il numero 7 Leonardo Di Qui Giovanni. Pronto Ambrosio, Torner, Cinquini, Danna, Torner, Cinquini, Danna, eccolo lì, sì, e Filippo Poletti, Lucas Onorio. Pronto? Tanto è Chelsea, saluta Diogo Seixas, partita che prende il via con il Valdagno subito che manovra, la conclusione alta di Thiago Sanchez, tanto riguadagna la posizione nella nostra postazione anche Daniele Maffei. Inizierà poi l'avventura con il Carnevale di Viareggio, lui che è la voce ufficiale di questa manifestazione che prenderà il via domenica 1 febbraio con il primo corso mascherato, il primo dei 6, quindi tutto febbraio il Carnevale di Viareggio sarà di scena, tanto martedì Daniele sarà proprio a Napoli per presentare una mostra importante del Carnevale ai quartieri spagnoli, proprio per testimoniare che il Carnevale di Viareggio va anche fuori dal comprensorio. Intanto c'è una bella girata del numero 75 Lucas Onorio, quindi come detto inizia questa grande avventura del Carnevale con la voce ufficiale di Daniele Maffei, che ovviamente si alternerà tra Carnevale, Centro Giovani, Viareggio Calcio, insomma lui riesce a bilanciare tutti questi suoi impegni che lo vedono sempre il numero 1 assoluto. E gli cediamo la parola, è arrivato, gli abbiamo dato tempo di fiatare visto che ha fatto la scalinata del Palabarsacchi per guadagnare la postazione qua in tribuna centrale, ed ora lo chiamiamo e lo salutiamo. Grazie Roy, troppo buono, grazie davvero di cuore. Il centro in avanti con Elia Cinquini che poi va giù, c'è il primo fallo, il secondo fallo di squadra del Valdagno. Sulla pallina Federico Ambrosio, pronto a scaricare a Capitan Danna, si va fuori, si va da Torner, il numero 99 bianconero passa dietro la porta del Valdagno, perde la pallina, riparte Onorio, il capocannoniere di questo campionato fino a questo momento.
Lucas Onorio. Poi il centro in qualche modo riesce a liberare, riparte Federico Ambrosio, ancora lui davanti alla porta avversaria. La conclusione, attenta la difesa del Valdagno, che riparte ma poi recupera la pallina. Danna subito per Cinquini, la conclusione dice di no Viera, il portoghese acquistato quest'anno dal Valdagno, classe 2002, molto attento. Dalla parte opposta subito Thiago Sanchez, che è stato confermato anche lui portoghese, classe 2004, alla seconda stagione con la squadra veneta. Ancora il possesso per Seixax, che è lui che farà ripartire questa azione. Il numero 8 del Valdagno, arrivato dal Braga, un neo acquisto della squadra veneta. Poi c'è un altro fallo, il terzo del Valdagno su Torner, riparte il centro. Elia Cinquini scarica fuori per Torner, ancora Torner, trova Ambrosio che poi cambia tutto, molto bravo l'attaccante bianconero per Torner. Ancora il centravanti, finta il tiro, ancora Torner, salta un avversario, ancora Torner a mettere per Danna che non riesce a trovare l'impatto con la pallina. Azione costruita in maniera magistrale dai bianconeri. Riparte il Valdagno con Onorio. Siamo dalla parte opposta con il numero 10 Sanchez, che poi scarica lì per il numero 8 Thiago Seixax, che poi trova ancora una volta Onorio. Ancora Thiago Sanchez in possesso di pallina, scambia con un compagno, ancora lui, viene fermato molto bene da Ambrosio. Ambrosio è bravissimo in questa ripartenza, trova Torner, bravo Enrico, non inquadra la porta, riparte Sanchez, numero 10, trova qua il numero 7, il capitano Leonardo Di Qui Giovanni, che non inquadra la porta. Bene per il centro, che può ripartire. Danna chiede qualcosa Ambrosio per Alessandro e Chelsea, non c'è niente, si prosegue. Onorio va dalla parte opposta da Sanchez, numero 10 del Valdagno, ancora qua per un altro portoghese. Onorio viene fermato molto bene da Ambrosio, bello impatto sulla gara di Ambrosio, la botta di Danna che non inquadra la porta. Poi Ambrosio è bravo a toccare questa pallina, la recupera Cinquini, ma il possesso è del Valdagno. 20:43, 0-0, 3 falli di squadra per il Valdagno, 0 per il centro Roy. Ripetute queste puntate in avanti verso la porta difesa da Rodrigo Viera, però non sono riusciti ancora a centrare l'obiettivo che volevano, però solo per pochissimi istanti. 2 assist molto positivi, uno da Ambrosio, uno di Eric Torner per i rispettivi compagni di squadra. Intanto arriva anche il primo fallo per il centro giovani, fischiato dall'arbitro Roberto Giovine di Salerno. Siamo a ridosso dell'area del CDC con il portierino Filippo Poletti che chiama a raccolta i suoi compagni di squadra dietro la porta di Poletti. Ci voleva stare Pablo Gomez proprio per seguire, tanto è dalla parte opposta. Gol di Ambrosio Roy! Il gol di Ambrosio che sblocca, 17esimo gol di Ambrosio che sblocca lui. Sornione Ambrosio è partito in questo campionato al 20:01, ha sbloccato il risultato per il centro giovani calciatori. 17esimo gol, poi bella azione costruita da Roy, 17esimo gol per il bomber Viareggino, che è ovviamente il capocannoniere della squadra. All'inizio è partito come un diesel,
in campionato. Intanto è scivolato Tornera, aveva toccato involontariamente palla con la alta, mano, dice sì, e Chelsea. palla alta, anche se Tornera involontariamente aveva toccato il parquet con una mano, comunque era riuscito da terra con un equilibrio scarso a dare una bella palla all'amico e compagno Ambrosio. Azione fermata, però c'è questo vantaggio importante del Centro Giovani Calciatori. Diceva appunto Mirko De Girone prima dell'inizio della partita, speriamo che la squadra giochi un attimino meno tesa rispetto al solito. Qua intanto vincono una bella pallina al limite dell'area Viareggino. Torner gli sfugge, voleva darla a Cinquini, c'è stato un pressing insieme a Danna molto efficace. Intanto pronti ad entrare in pista sia Luca Lombardi che anche Liam Rosi. Dicevamo appunto dell'impatto importante della squadra viareggina in questa gara, con il vantaggio grazie a Federico Ambrosio che esce a prendersi una doverosa boccata di ossigeno. Luca Lombardi, furettino veloce, che con i suoi cambi di velocità può sicuramente mettere in difficoltà la squadra avversaria. Samuele Muglia che per il momento intanto si distende molto bene il portiere Viera su questa conclusione a cercare l'angolino basso della sua porta, negato il raddoppio alla Centro Giovani Calciatori. Il Valdagno c'è, ricordiamo che ha battuto il Trissino che affronterà domani alle 18 il Forte dei Marmi in casa e dovrà sicuramente cercare di rifarsi, ma anche il Forte dei Marmi ha bisogno di punti. Il Centro riguadagna una bella pallina con Tornera, viene lanciato Luca Lombardi, chiede la palla Elia Cinquini, il duetto fra i due, la pallina però la riprende il Valdagno che ritorna in avanti. Siamo già in prossimità dell'area viareggina con Cinquini che controlla l'avversario. Filippo Poletti è lì, che anche lui sempre molto attento, pallina che viene data indietro fuori per cercare l'inserimento di Diogo Sexas che va dietro la porta di Filippo Poletti, lascia al compagno di squadra, al capocannoniere Onorio, che però gli sfugge la pallina e la riconquista subito Tornera. Eccolo Luca Lombardi, attenzione, pallina per Cinquini, Lombardi, eccolo! Gol di Lombardi! Eccolo! Luca Lombardi! Eccolo Luca Lombardi! Eccolo il gol di Luca Lombardi 17 e 18. Si era visto proprio l'impostazione da parte del furettino del Centro Giovani Calciatori, ha controllato la pallina, gli si era allungata leggermente, lui ci ha creduto, l'ha ripresa e lentamente l'ha fatta scivolare. Tanto guardiamo la torzita bianconera noi qua. Spalle. Guarda. L'ha fatta scivolare alle spalle del portiere Viera, che non ha potuto fare altro che raccoglierla in fondo al suo sacco. E siamo a 17 minuti e 18 secondi dalla conclusione del primo tempo. Il Centro Giovani Calciatori è in vantaggio qua al Pala Barsacchi con il punteggio di 2-0. Ha sbloccato Ambrosio, il bomber, 17 reti all'attivo. La risposta ora è di Luca Lombardi, lo dicevo, appena entrato in pista con i suoi cambi di velocità può creare dei problemi al Valdagno, e così è stato, e sono davvero contento che abbia anche realizzato questo gol. Un ragazzo che è cresciuto molto, un ragazzo che è maturato andando anche in giro per l'Italia, è ritornato qui a vestire la maglia bianconera nel momento giusto di crescita, di maturità, e noi ovviamente ce lo stiamo godendo. Aggiornamenti, Daniele? Sì, allora Giovinazzo Novara 1-1, Salzana Follonica 1-0, le Breganze vince a sorpresa 2-1 con il Lodi, e poi sappiamo di Centro Valdagno 2-0 quando mancano 17 e 0-5 in questo momento alla fine della prima frazione, gol di Ambrosio e di Lombardi. Il Centro che è partito molto bene con una squadra fortissima, intanto c'è il fallo di Rosi su Sanchez, il secondo fallo di squadra del Centro, 3 per il Valdagno, quindi possesso per i veneti. Grande partenza stasera dei bianconeri. Adesso è Piccoli con numero 9 che prova la conclusione, è stata toccata da Muglia in pista anche lui, poi Torner scambia proprio con Muglia, in possesso di palla Muglia, poi va giù, tutto regolare per il Chelsea, il possesso
con la conclusione di Piccoli che non inquadra la porta. Riparte Muglia per il centro, Samuele Muglia attraverso tutta la pista davanti al portiere, conclude Viera, in qualche modo riesce a fermare la sfera, quindi si riparte con la pallina a 2, sulla pallina Muglia e poi il numero 6 Nicolò Crocco. Alla fine è proprio Nicolò Crocco che si impossessa della sfera, eccolo qua, lui in possesso di sfera qua a sinistra, va dalla parte opposta, Piccoli non controlla bene, poi torna da Nicolò Crocco che prova questa conclusione. Molto attento il nostro portiere Filippo Poletti, classe 2008, grande prestazione a Bassano, un giocatore che ha delle prospettive enormi per il futuro. Possesso Valdagno, 2-0, 16 e 10 alla fine. Nicolò Crocco, poi la conclusione di Sanchez che va al lato, recupera la sfera Muglia, la controlla, va da Enric Torner, riparte il centro qua per Luca Lombardi, vediamo poco, alla fine vediamo Nicolò Crocco che recupera la pallina, Lombardi forse è rimasto a terra, si prosegue, Sanchez per Nicolò Crocco, ancora Sanchez, ferma tutto Rosi che trova molto bene Lombardi, Luca Lombardi, il miracolo di Viera sulla conclusione di Luca Lombardi che era rimasto a terra, poi si era trovato in posizione ottima per poter concludere. Siamo già dalla parte opposta con il Valdagno, eccolo là, Piccoli gli sporca molto bene Samuele Muglia, alla conclusione esulta Samuele. Si riparte con il possesso veneto, 15-28, 2-0 centro, falli di squadra 2 per i bianconesi, la serie è un completo blu e 3 per il Valdagno. Il Valdagno in possesso di sfera dietro la porta di Poletti, ancora tempo per controllare. Intanto è entrato in pista per il Valdagno anche il numero 17 Francesco Crocco, poi c'era stata la conclusione di Nicolò Crocco, attento Poletti dalla parte opposta, poi Sanchez ferma Liam Rosi, riparte Sanchez col numero 10, scarica lì per Francesco Crocco che va da Piccoli, la botta, ci mette il guantone, dice di no Poletti, a 14,50, ancora Valdagno, Sanchez, la botta da fuori di Nicolò Crocco che non inquadra la porta, Rosi, Torner, il centro in avanti, là nell'angolo, Torner controlla, scarica fuori per Rosi, si va da Luca Lombardi, autore del 2-0, Rosi, Muglia, bella l'idea a cercare Lombardi, però capisce tutto Nicolò Crocco, Sanchez per i veneti, trova adesso Francesco Crocco che va giù, tutto regolare, riparte Torner, davanti il centro, Torner, la botta e non inquadra la porta, ma è ancora al centro a macinare il gioco Luca Lombardi, eccolo là, cercava Muglia, non si sono capiti, alla fine Piccoli, Giulio Piccoli recupera questa pallina per Sanchez, Tiago Sanchez, il numero 10 del Valdagno. C'è stato un fischio, vediamo, sì, fallo di squadra per il centro, quindi 3 pari di falli di squadra, così ha deciso Alessandro Eccelsi. Tanto in pista Marco Tomba, il numero 4 del Valdagno, ancora il Valdagno a macinare con Nicolò Crocco che trova Giulio Piccoli, ancora Nicolò Crocco qua per Francesco Crocco, prova la conclusione sporcata da Rosi, però il possesso è ancora del giocatore del Valdagno anche se mancano 8 secondi, pallina piena secondo il Chelsea di Torner, si riparte col centro in possesso, Rosi, Torner, va da Lombardi là nell'angolo, in alto a sinistra, c'è il fallo su Luca Lombardi, lo commette Nicolò Crocco, classe 2005, una squadra molto giovane quella del Valdagno, una squadra comunque fortissima. Muglia mette questa pallina al centro e viene sporcata, poi la recupera Rosi, ancora per Muglia a destra, giù Rosi, tutto regolare,
ancora al centro con Lombardi, trova Elia Cinquini, di qua per Rosi, Elia Marrosi controlla questa sfera molto bene nell'angolo, lotta come un leone, su di lui Tomba, alla fine arriva anche Piccoli, insomma in due non riesce poi Rosi a controllare, riparte Piccoli, si va da Francesco Crocco, numero 17, classe 2007, giovanissimo. Eccolo qua invece Niccolò Crocco, alla fine perde la sfera, la può recuperare in qualche modo il centro, no, è ancora il Valdagno. Niccolò Crocco che cerca di ragionare, 12:05 alla fine della prima frazione, 2-0 per i bianconeri, i gol di Ambrosio e di Lombardi. Ecco qua ancora molto bravo in questo caso Francesco Crocco, aveva trovato Piccoli che non è riuscito a concludere, riparte il centro con Samuele Muglia, prova la botta Muglia, la pallina rimane lì, nessuno la trova, poi la trova Piccoli che può far ripartire il Valdagno. Tomba numero 4, scarica fuori per Piccoli, 11:32, 2-0 centro Roy. Pronto probabilmente a ritornare in pista è Ambrosio, lo vediamo già in piedi accanto, intanto il grande intervento di Filippo Poletti su botta da fuori di Sexas che all'improvviso ha fatto partire davvero una conclusione violenta, ma il portierino si è disteso deviando la palla al lato. Tanto Chelsea chiama i giocatori del centro giovani calciatori a dover rientrare nella posizione per questa ripresa a 2, verifica della distanza per il Valdagno, tanto si disseta. Ambrosio è già entrato in pista, è il capitano Danna che è uscito, lanciato nel recupero molto bene di Cinquini. Muglia che gira su se stesso una piroletta, ha nuovamente indietro ad Elia la pallina, Rosi, Elia Cinquini, manovra bella l'azione di non agganciato Rosi, ma l'idea di Ambrosio era davvero stupenda perché di prima intenzione aveva messo una pallina forse troppo forte per il compagno che gli si è impennata. Intanto c'è il time out chiesto proprio dalla panchina del CGC. Daniele, c'è qualche aggiornamento? Sì, andiamo a vedere gli aggiornamenti con il Giovinazzo che è in vantaggio per 2-1 contro il Novara, Sarzana Follonica 1-0, Breganze in vantaggio con il Lodi per 2-1 all'intervallo e poi centro Valdagno 2-0 Roy. Breganze dove è approdato il nostro amico Niccolò Puccinelli, ex CDC Breganze, che è arrivato anche a fare il colpaccio con i primi 3 punti stagionali proprio a Forte dei Marmi in una partita che sicuramente pesa nella classifica dei rossoblù perché chiaramente è inaspettata e quindi i rossoblù devono cercare di riguadagnare posizioni in classifica. Qua siamo ormai nella fase centrale, già da 10 minuti e 47 secondi a concludere il primo tempo con la ripresa del gioco del Valdagno che ora deve cercare di poter recuperare questi 2 gol, però ecco effettivamente la squadra veneta non è riuscita a impensierire più di tanto il portiere Poletti. Intanto riparte il centro giovane, Cinquini si è fatto soffiare la pallina, Ambrosio per un attimo l'aveva riconquistata e Valdagno aveva messo Sanchez per un compagno, Muglia in fase difensiva, ha un ottimo lavoro, Cinquini potrebbe provare il tiro da lontano, lo fa, viene intercettato dagli avversari che ripartono subito, attenzione, ma c'è un'azione molto efficace del Valdagno, altrettanto in fase difensiva il centro giovani calciatori si è fatto trovare attento nella circostanza, però avevano concesso forse un po' troppo alla squadra ospite. Riconquista palla Ambrosio, bello il servizio per Muglia, bello anche il tiro che con una mano sola accompagna la pallina
trova il portiere Vierà che la respinge, un guizzo davvero di Ambrosio e l'altrettanto guizzo di Samuele, però il portiere avversario ha detto di no. 9 minuti e 28 secondi alla conclusione del primo tempo, sempre il Centro in vantaggio 2-0 sul Valdagno, che cerca chiaramente la rimonta di accorciare le distanze. Crocco, Francesco fermato ancora da Muglia, corpo a corpo, ha avuto la meglio, perde il Rosi, attenzione, Crocco e c'è il gol, errore di Rosi e il numero 17 Francesco Crocco non si è fatto pregare, a tu per tu del portiere Poletti, lo ha trafitto per questo gol che riapre questo primo tempo. Un errore da parte di Liam Rosi, che non si era accorto probabilmente di avere l'avversario lì vicino, ha intercettato tutto e si è portato a tu per tu del portiere Poletti e nulla ha potuto l'estremo difensore Viareggino per neutralizzare questa sua conclusione di Francesco Crocco, fratello di Niccolò. Sono una coppia che giocano insieme. Intanto si era andato a pulire la visiera il portiere Vierà, ora il Centro si è ritrovato con la partita aperta dopo che era stato sfiorato il terzo gol già in un paio di circostanze, però ecco, abbiamo avuto la dimostrazione, vedete ancora il Valdagno che riconquista la pallina. Bisogna prestare molta attenzione perché la partita è sempre molto aperta, molto viva e il Valdagno, lo abbiamo detto già prima anche di iniziare la nostra telecronaca, squadra giovane ma squadra di valore. L'allenatore Mirko De Gerone aveva proprio detto della pericolosità di questa formazione ben guidata da Federico Mascarenas e quindi non bisogna, attenzione anche qua, troppo fretta nell'allontanare la pallina, che la riconquista Sanchez, la dà indietro a Marco Tomba in avanti. Ora il Centro Giovani deve riorganizzarsi un attimino con l'idea, non deve far superare questo momento e cercare il terzo gol per ritornare con più tranquillità nella gestione di questa partita. Torner e Ambrosio vengono in avanti, ancora Torner, avanza il capitano Danna, Torner indietro a Elia Cinquini, Viareggio che ora gli fa spazio Ambrosio che aveva sbloccato il risultato. Torner, il raddoppio di Lombardi, il gol di Francesco Crocco per il Valdagno per il 2-1. Ora la partita si è riaperta a 7 minuti e 32 secondi dalla conclusione del primo tempo, 4 falli di squadra ciascuno per Valdagno e CDC. Si alza la pallina, in qualche modo il Valdagno si salva. Sì, si riparte 2-1, 4 falli di squadra per entrambe le formazioni, 7-25 alla fine, il Centro con il doppio vantaggio grazie al gol di Ambrosio e poi con il raddoppio di Lombardi, poi è arrivato il gol di Francesco Poletti e di Francesco Crocco. Si riparte sulla pallina Sanchez insieme a Danna, recupera Sanchez, bravissimo Torner, peccato. Poi riparte ancora la formazione ospite col suo capitano, il numero 7 di Qui Giovanni. Poi si va da Onorio, Sanchez si mette il guantone, dice di no Poletti, riparte Ambrosio, si va da Danna, possesso bianconero, 38 secondi in fase offensiva per i bianconeri. Ambrosio, c'è un fallo, anzi no, si perde la sfera, come dice giustamente Chelsea, tutto fermo, si riparte con il possesso bianconero con Ambrosio che tocca lì per Torner, ancora il Centro in avanti, 27 secondi di possesso.
Torner, fuori per Elia Cinquini, poi recupera tutto Onorio, il capocannoniere di questo campionato, la botta al lato, va a recuperare Cinquini, poi riparte Federico Ambrosio, ripartono i bianconeri, Ambrosio trova qua a destra Capitan Danna, ancora per Cinquini, si va da Torner, lì per Danna, avanza il capitano bianconero, trova ancora Ambrosio, il possesso è ancora lungo, 28 secondi per il centro, Cinquini scarica lì per Torner, si accentra, ancora Torner, poi trova Ambrosio, la conclusione Viera a dire di no, poi Torner recupera la pallina, ancora il centro a spingere, Ambrosio, il tiro, Viera a dire di no, e poi Ambrosio bravissimo a trovare comunque in qualche modo Cinquini, che viene pressato poi da Sanchez, tutto regolare, la pallina rimane lì, protesta la panchina del centro, tutto regolare per i direttori di gara, arriva la conclusione del capitano del Valdagna, ancora Di Qui Giovanni, riparte il centro, che sofferenza, Torner, si va da Danna a destra nell'angolo, ancora Danna, 5-25, Muglia, fuori Ambrosio, Muglia, avanza Samuele, viene fermato dalla difesa del Valdagno, riparte Di Qui Giovanni, ragionano Sanchez, si va poi da Sexa, che poi ritrova ancora Sanchez, Onorio, Sanchez, 28 secondi di possesso per loro, Valdagno a manovrare, Sanchez, trova ancora Sexa, numero 8, portoghese, attraversa tutta la pista, passa dietro la porta di Poletti, ancora lui in possesso, si accentra, prova la conclusione, gran gol, gran gol, gran gol, gran gol a 4:41, che grande azione, sì. Grande azione del numero 8 del Valdagno, Tiogo Seixax, che ha trovato il 2-2, davvero molto molto bravo, tutto di nuovo in equilibrio, centro che aveva trovato il doppio vantaggio, poi il 2-1 è nato su un errore difensivo dei bianconeri, adesso poi questo è un gran gol del giocatore del Valdagno, siamo 2-2, Rosi, Torner, 4:30, Danna lotta come un leone, alla fine dovrebbe essere fallo dei giocatori del Valdagno, c'è un time out chiesto appunto dal Valdagno, intanto andiamo a vedere anche se abbiamo qualche aggiornamento dalle altre piste. Salzana Vollonica 1-1, Breganze Lodi 2-1, mentre è finita Giovinazzo Novara con la vittoria del Giovinazzo, che era a 4 punti in classifica, quindi sale a 7 punti in classifica, quindi va ad agganciare il Castiglione, che giocherà domani in casa alle ore 18 contro il Bassano. 2-2, tutto in parità, perché anche i falli di squadra sono 4 per il centro e 4 per il Valdagno. Si sapeva della forza del Valdagno, però il centro come sempre sta giocando una grandissima partita, avevamo avuto tante occasioni sia sul 2-0 che anche sul 2-1 per allungare nuovamente, non ci siamo riusciti e il Valdagno poi è riuscito a costruire al momento questo pareggio. Ricordo che il Valdagno è a 3 punti in classifica dal centro con una partita in meno. Torner, Rosi alla balaustra, difende la sfera, va da Torner, ancora Torner, bisogna velocizzare, mancano 10 secondi e poi si perde il possesso, questa pallina per Danna e ci mette comunque poi il guantone
Viera Sanchez, 3,55, 2-2 Roy. Valdagno che ritorna ancora in avanti, galvanizzato chiaramente dal pareggio. Prende la pallina Samuele Muglia, indietro a Torner, cercano di fargli spazio in avanti i compagni di squadra, è costretto però a dare dietro perché il Valdagno si era chiuso nei pressi del proprio portiere. Torner che manovra ancora, disturbato, mette una grande palla per Danna che conclude al volo centrale la sua conclusione con Viera che si trova sulla traiettoria, si mette le mani fra i capelli. Pablo Gomez che è squalificato ed è proprio dietro la rete alle spalle della porta di Rodrigo Viera. Rosi ancora indietro per Eric Torner che è un po' il regista della squadra viareggina, ha dato un paio di assist. Intanto Samuele Muglia cerca un aggancio e una conclusione da solo. Assist di Torner, conclusione subito violenta, diagonale di Muglia, andata di pochissimo al lato, però la pallina è ancora in possesso dei viareggini. C'è il fallo da dietro assegnato al CDC. Sanchez dice mi ha spinto Torner, invece il Chelsea dice di no perché ha indicato. Sanchez è ancora a terra, cerca di spiegarsi con Alessandro Chelsea che però non torna ovviamente sulla sua decisione. Quinto fallo per il Valdagno. Sanchez scuote la testa, dice non sono d'accordo, però l'indicazione era stata subito immediata di Chelsea verso la difesa del Valdagna di indicare proprio la punizione a favore del CDC. Torner, attenzione a non perdere la pallina, invece l'ha persa. Sanchez se ne è impossessato, il tiro, la respinta di Poletti. Bisogna fare attenzione ragazzi perché il Valdagno è pericoloso. 2 minuti e 19 secondi a concludere il primo tempo, 2-2 dopo il 2-0 dei bianconeri. Oggi stasera in maglia azzurra, l'hanno cambiata all'ultimo momento perché si assomigliava a quella bianconera al CDC. Qui è fallo, l'arbitro dice norma del vantaggio, c'è Torner, ora poi gliel'ha fischiato qua, gliel'ha fischiato perché chiaramente c'è il sesto fallo di squadra per il Valdagno, 4 per il CDC. La pallina era in movimento, giustamente Giovine arresta il gioco, fa ripetere il tutto con Rosi che toccherà indietro a Torner. Intanto viene ammonito un giocatore del Sanchez, sì, che non si metteva a distanza perché l'arbitro dice devi andare indietro, lui stava e l'ha lì, chiesto un paio di volte, stava lì e ora gli ha estratto di fronte il cartellino giallo. Ammonizione chiaramente che poteva evitare Sanchez perché insomma gliel'aveva detto, come ha suggerito, ha fatto presente Daniele 2 volte, quindi è chiaro che 1 minuto e 55 secondi a concludere il primo tempo, che il Centro Giovani Calciatori vuol tentare di portare con il possesso della pallina e quantomeno poi tentare prima della sirena finale. Intanto però perde la sfera la squadra viareggina. Attenzione, c'è il gol di Sanchez del 3-2. Anche qua è stato regalato questo gol, 1-37 è stato regalato questo gol, pallina che è stata persa da parte del Centro Giovani Calciatori e qua Sanchez non ha perdonato. Sono 2 i gol che sono stati regalati al Centro Giovani Calciatori per 2 ingenuità, per 2 palline perse da parte dei giocatori in maglia azzurra del Centro Giovani Calciatori. Adesso la squadra del Valdagno si è portata in vantaggio 3-2 ed è quindi motivo di attenzione. Chiaramente Mirko De Gerone nell'intervallo farà presente questa cosa ai suoi ragazzi, che se ne saranno accorti anche da loro stessi che hanno fatto 2 errori un po' ingenui di sicurezza, forse anche nel mantenere il possesso della pallina. E il fatto sta che avete visto la freddezza con la quale Thiago Sanchez ora ha realizzato il vantaggio e poi in precedenza Francesco Crocco aveva realizzato il gol del 2 pari di fronte al portiere
Filippo Poletti, che chiaramente a Bassano ha fatto i miracoli e stasera non è che si è potuto ripetere. Mamma Ora mia! il miracolo l'ha fatto Viera su questa conclusione da fuori, ora ci prova, tanto c'è Vabbè, la la conclusione, conclusione, rimane a terra un giocatore del no, non ha Valdagno fatto niente Muglia. involontariamente, è rimasto a terra, però Muglia aveva alzato e aveva poi alzato, lui concluso. si è trovato dietro, però chiaramente non abbiamo visto la potenzialità del colpo nel dare la Poi racchetta. Giovine era lì, Giovane era quindi ha lì, visto tutto. intanto viene invitato uno dei volontari della Croce Verde ad entrare in pista, ci sono i giocatori del Valdagno che parlano con Giovine, A terra è Muglia, Francesco Crocco, 17. Muglia che si spiega, Francesco Crocco, l'autore del due pari, quindi però si rialza, per Sì, fortuna, sì, sì. tanto anche Samuele Muglia lo ha salutato, si sono spiegati, anche lui si sta spiegando Muglia con Giovane, che però ecco, non è neppure intervenuto nel fischiare la punizione al Giovinazzo, al Valdagno, scusate. No, è rimasto tutto così, sì, sì. Siamo a 25 secondi dalla conclusione di questo primo tempo, il Valdagno è in vantaggio 3-2. Dopo il doppio vantaggio bianconero con Ambrosio e Lombardi è arrivato il gol del 2-1 di Francesco Crocco, poi il 2-2 di Sexas e ora c'è Fallo di Muglia che Muglia. stava andando via, c'è il fallo di squadra, il quinto per il centro giovani, 6 per il Valdagno che ora vorrà portarsi nello spogliatoio alla fine di questo primo tempo. Intanto c'è Giovine che parla con De Gerone, l'allenatore del centro giovani calciatori. Intanto i secondi stanno scorrendo veloci sul cronometro qua al Palavarsacchi per la fine di questo primo tempo che, come detto, segna Centro Giovani Calciatori 2, Valdagno 3, la sirena Eccolo qua. arriva ora e quindi anche inaspettatamente, per come si era messa la partita, il Valdagno ha trovato questo vantaggio. Dicevo, Ambrosio sblocca, Lombardi raddoppio, Croc 2-1, poi c'è il 2 pari di Sexas e il 3-2 di Sanchez. Ci risentiamo per il secondo tempo, linea alla regia, grazie.
Si riparte ancora in diretta dal Pala Barzacchi. Sta per iniziare il secondo tempo tra Centro Giovani Calciatori Viareggio, stasera con la seconda divisa, quella disegnata da Michelangelo Francesconi, artista del Carnevale di Viareggio. Siamo 3-2 per il Valdagno, il Centro che era partito molto bene, ha giocato in maniera ottima nei primi 15 minuti, andando in vantaggio di 2 reti con Ambrosio e Lombardi. Poi il Valdagno, squadra che corre davvero tanto anche perché è giovanissima, quindi riesce a tenere dei ritmi altissimi quasi per 50 minuti. Ha trovato il 2-1 con Francesco Crocco quando mancavano 9 minuti alla fine del primo tempo, e da lì poi il Centro ha avuto ancora occasioni per segnare, ma è stato molto bravo il Valdagno a trovare prima il 2-2 con Seixax e poi il 3-2 con Sanchez. Stiamo per ripartire in questa seconda frazione. Per il Centro ancora in porta Poletti, Cinquini, Torner, Ambrosio e Danna il quintetto base. Dall'altra parte Rodrigo Vierà, classe 2002, al primo anno a Valdagno. Sanchez, numero 10, fortissimo giocatore, e poi con numero 8 Thiago Seixax, e poi Onorio, il capocannoniere di questo campionato. Tanto c'è subito una conclusione da fuori di Cinquini che in qualche modo viene fermata andando al lato, poi anche pallina alta, e poi col 17 Francesco Crocco, autore del 2-1 stasera. Valdagno in avanti, Sanchez ragiona, qui da Seixax che torna ancora da Sanchez, dietro la porta del Centro Onorio, numero 75, pallina bellissima messa al centro per Sanchez, ma c'è il miracolo di Poletti a 24:38, riparte il Centro, ci arriva, no, Capitan Danna recupera ancora una volta il Valdagno che può ripartire. Accelerazioni davvero prepotenti della squadra veneta, che sta crescendo tantissimo, i risultati delle ultime partite lo dimostrano, dopo un inizio di campionato non così buono, ma insomma siamo ancora lì a lottare nelle parti alte della classifica. Squadra veneta che ha 28 punti, la botta di Torner, va giù anche Ambrosio, recupera Francesco Crocco, Seixax, Chiogo, Sanchez, ancora per Seixax, ancora Sanchez, ancora il numero 8 del Valdagno che trova Onorio che non inquadra la porta, recupera la pallina Elia Cinquini, può ripartire il Centro, 23:35, ancora Elia, la botta da fuori, è molto attento il portiere portoghese, ci mette il guantone Vierà e dice di no, ma il possesso è ancora bianconero, si può spingere con Torner. Federico Ambrosio, bravissimo Federico, il gol di Danna, l'azione meravigliosa di Federico Ambrosio che ha fatto una giocata meravigliosa, ha saltato tutti, poi ha concluso, attenta la difesa del Valdagno, ma era lì il nostro capitano, guarda Ambrosio che azione che fa, la conclusione, poi la pallina rimane lì e arriva l'8º gol in campionato per il capitano del Centro Romeo Danna, 3-3, grande azione costruita dai bianconeri, grande azione di Miroi, una volée come a Bassano, bravo, capitano. Bravo, nostro capitano quest'anno sta segnando gol davvero pesanti, gol pesanti, sì, siamo 8 reti, insomma è sempre lì, no? Anche a Bassano è stato lui che poi ha aperto, dopo l'1-0 della squadra di Bertolucci, ha trovato il pareggio mettendo la stecca lì, poi è cambiato tutto, e anche qui è stato bravo, poi bravissimo anche Ambrosio su quell'azione, ma poi era lì il capitano e non ha sbagliato niente, siamo ancora lì. Il Centro è sempre lì, 3-3, falli di squadra, 5 per il Centro, 6 per il Valdagno.
Riparte il cronometro. Ancora il Valdagno con Sanchez qua a destra, si accentra, poi la botta, bravo Pippo Poletti, attentissimo. Riparte il centro, Elia Cinquini si accentra, Torner a destra, prova molto bene Ambrosio, fuori per Elia Cinquini, ancora Elia, ragiona, viene di qua da Torner per Ambrosio, ci mette la stecca, peccato la pallina poi si alza. Un'altra grande azione costruita dal centro che ha cominciato molto bene questa seconda frazione. Francesco Crocco trova Sanchez che controlla male, ma poi arriva grazie alla sua velocità su questa sfera. Ancora in avanti il Valdagno a manovrare, Onorio fuori per Crocco, Francesco, la botta da fuori di Seixax, recupera Danna, può partire il centro, peccato Danna non è riuscito a concludere, ma ancora lui in possesso, là nell'angolo in alto a destra, trova Cinquini, la botta da fuori, la pallina rimane lì, tocca anche il pattino di Ambrosio, viene messo giù, tutto regolare, riparte Francesco Crocco, Seixax, miracolo di Poletti su Onorio, l'applauso di tutto il Palla Barzacchi. 21:32, 3-3 Roy. C'era fallo su Ambrosio, l'arbitro giovane ha fatto proseguire Ambrosio mentre pattinava ritornando indietro, gli ha fatto presente questo e di lì poteva venire fuori il gol del vantaggio del Valdagno. Ecco perché a volte certi episodi possono essere negativi e positivi nell'arco della partita. Questa volta è andata bene alla Centro Giovani grazie alla superlativa parata di Filippo Poletti. Eric Torner, il tiro, la parata, la risposta di Vieira dalla parte opposta, la partita ora che si infiamma, si accende, si velocizza ancora di più, grande intercettazione dell'azione da parte del capitano Romeo Danna, serve Ambrosi, Danna si alza la pallina come per poco si era alzata nella deviazione di Ambrosio, ma il Centro Giovani ora è andato nuovamente vicino al doppio vantaggio in due occasioni con Ambrosio e con ancora Romeo Danna che ha firmato il gol meritato del 3-pari. Viareggio che ha iniziato bene il secondo tempo come aveva iniziato bene il primo, deve rimanere su questa falsariga, d'altra parte avere il ritmo del Valdagno non è facile considerando anche l'età media di questa formazione veneta, davvero molto giovane rispetto alla squadra più esperta e più matura del Centro Giovani, che però con il mestiere può rallentare nel momento topico della partita le azioni. Tanto entra Luca Lombardi, uno dei miei preferiti, ha realizzato il gol del 2-pari, ovviamente anche tutti gli altri, non facciamo degli equivoci, non vogliamo creare dopo del malumore perché tutti i giocatori sono ovviamente bravi, ma lui è con il suo modo di questo velocizzare le azioni è sicuramente importante nel creare dei problemi nelle squadre avversarie. Ha realizzato il 2-pari, ora Lombardi che viene indietro, cerca di rincorrere Sanchez che viene disturbato nel momento della conclusione in porta, riguadagna Tornere la pallina, avanza Enrica, il tiro, la ribattuta, ancora Cinquini, il centro davvero la vuole sicuramente ripassare in vantaggio. Sanchez davvero molto bravo, questo numero 10, Crocco Francesco, l'autore del gol del 2-1 della formazione di Frederic Mascarenas. 20 minuti da giocare ancora nel corso di questo secondo tempo, esce Crocco, entra il numero 6 che è Nicolò, il fratello, sono i due Crocco, sono i due fratelli, uno è Nicolò e l'altro è Francesco.
azione della squadra viareggina con Torner, apertura larga per Elia Cinquini, viene incontro Danna, sono indemoniati i giocatori del Centro Giovani Calciatori che probabilmente sono stati un po' colti nell'orgoglio, da 2-0 si sono fatti rimontare, 2 pari e poi 3-2, ecco Danna che non è riuscito a dare la pallina a Cinquini, vedete con che prepotenza Elia se l'è andato nuovamente a conquistare Rick Torner, si distende il portiere Vieira, gli nega la soddisfazione del gol, ma anche in questo caso Torner aveva fatto vedere la sua classe che non ha bisogno di scoprirla stasera. Sexas ha dato a Sanchez con Danna che è lì che lo disturba nella manovra. Il Valdagno riprende il possesso della pallina, viene in avanti ancora con questo numero 10 della squadra veneta, molto bravo, abile, c'è Onorio dietro la porta di Poletti che si oppone, poi Onorio va a terra per la coppia arbitrale tutta regolare, Mestiere che entra, dicono in gergo, ed è ancora Luca Lombardi che viene incontro, gli fa velo e Elia Cinquini si dispera perché non è riuscito Luca a dargli la pallina, ma il centro la mantiene ancora con Eric Torner. Luca Lombardi, 18 minuti e 40 secondi a concludere, Daniele. Ancora il centro con Luca Lombardi in possesso di sfera, come diceva Roy, 18 e 30 adesso, Luca dentro la porta. Ah! La conclusione della pallina è rimasta lì, bravo Luca, ma Vieira in qualche modo si è salvato e quindi per poco non è arrivata la rete bianconera, esce Capitan Danna, entra Rosi in pista per i bianconeri. Sanchez, questo numero 10, cammina come non mai, bravissimo il centro a liberare con Elia Cinquini, in avanti Torner dietro la porta di Vieira, mette questa pallina al centro, peccato non c'era Cinquini, però recupera molto bene Rosi, si va da Lombardi, in avanti il centro, ragiona Luca, fuori per Liam, ancora per Eric Torner, ancora per Rosi, qua a sinistra ragiona su lui Sanchez, fuori per Torner, un bel centro in questa seconda frazione. Luca Lombardi, la botta viene sporcata dal numero 9 Giulio Piccoli, quindi può ripartire con il capitano Leonardo Di Qui Giovanni il Valdagno, ancora per Nicolò Crocco, ancora Sanchez che mette questa pallina al centro, rimane lì alla fine. Di Qui Giovanni prova la conclusione, però in qualche modo il centro si salva, riparte Elia Cinquini, siamo a 17 e 10 dalla fine della contesa. Torner, la botta, Eric Torner 4-3, una botta micidiale in diagonale con la palla che si insacca alla destra del portiere del Valdagno, il centro ha rimesso in piedi la partita. 4-3, gran gol, Roy, gran gol di Torner, meritatamente, con un gol era nell'area, c'è intanto il time out del Valdagno per organizzare nuovamente le idee, ma il Centro Giovani Calciatori ha iniziato il secondo tempo con il solito ritmo del Valdagno. Intanto c'hai degli aggiornamenti? Sì Roy, allora Sarzana Folonica 3-2 e il Lodi che aveva concluso il primo tempo in svantaggio, adesso è in vantaggio per 8-3 a Breganze, e poi qua siamo 4-3 per il Centro. Giovinazzo abbiamo già detto che ha vinto con Novara 2-1. Intanto ottavo fallo di squadra per il Valdagno, 5 per il Centro Giovani Calciatori. Dicevo appunto, il Centro ha giocato all'inizio di questo secondo tempo fino ad ora con la solita velocità del Valdagno e la squadra chiaramente però è quello che è successo il primo tempo, no? Che abbiamo tenuto il primo quarto d'ora come loro e li hai tenuti lì, poi se cali questi sono pericolosissimi. È chiaro che, come dicevo, la differenza anagrafica tra le due formazioni ha pesato, bisogna vedere, ecco, la tenuta atletica, ma Ennio Belli, preparatore atletico del Centro Giovani Calciatori, è un professionista molto molto bravo e si riparte, e quindi ha preparato a dovere la squadra nella preparazione anche in tutto questo periodo, e quindi vediamo che eccola, Piccoli che non controlla bene la palla, alla fine la recupera Elia Cinquini, può ripartire il centro. Rosi controlla, si va da Torner, centro in vantaggio 4-3,
Lombardi trova questa sfera, va da Rosi, intanto meravigliosi tifosi bianconeri, la brigata Muraglione. Dovete anche acquistare le sciarpe nuove che sono arrivate prodotte da questi grandi ragazzi, come possiamo vedere tutti su con le mani al cielo. Il centro riesce a salvarsi, Lia Cinquini, Rosi, peccato, recupera per un attimo, poi Crocco, Piccoli, Crocco, Nicolò, numero 6, va giù Piccoli, va giù Lombardi, tutto regolare, Sanchez, Poletti dice di no, a 15,50, ancora il Valdagno con Piccoli dietro la porta di Poletti, il giovane portiere dei bianconeri, ragazzo fortissimo, Nicolò Crocco, numero 6, non controlla bene la pallina il Valdagno, può ripartire il centro con Lombardi, si va da Rosi, poi trova ancora Tornero, autore del vantaggio bianconero, Cinquini, grande centro, si va ancora da Tornero che trova bene Lombardi, Luca Lombardi, possesso di sfera, ancora lui, si accentra, Luca stasera grande partita, vede tutto molto bene, come fa sempre Alessandro Chelsea, molto bene come fa sempre Alessandro Chelsea, lui è, secondo me, ecco, mi prendo la responsabilità, non lo fallo per il miglior arbitro che abbiamo noi, ma insomma anche a livello europeo questo è davvero un mostro quando è in pista. 4-3, noi insomma facciamo un'analisi, no, di questa partita strana. Non è finita? Non lo so, però siamo partiti bene, poi loro hanno corso di più, siamo ripartiti bene, insomma. Due palle regalate, fammi un'analisi. Due palle regalate al Valdagno che sono costati 2 gol. Questa è un'analisi, è una testimonianza che poi le immagini lo dimostreranno, per far vedere che non bisogna mai avere dei cali di tensione, la sicurezza poi magari con queste squadre, no? La sicurezza magari nel passare orizzontalmente la pallina, l'intercettazione da parte dell'avversario è a tu per tu di Poletti, che non ha potuto chiaramente compiere il miracolo, prima su Crocco per il 2-1 e poi su Sanchez per il 3-2. Vai. La squadra chiaramente in questo secondo tempo è stata scossa sicuramente nell'intervallo da parte dell'allenatore Mirko De Gerone, che ha fatto capire quello che bisognava fare per tenere il passo di questo Valdagno, e così è stato, e io credo che ora in questo tratto della partita il centro si sia meritato momentaneamente almeno questo vantaggio di 4-3. La partita non è finita, è ancora lunga, mancano 14 minuti e 50 secondi, il Valdagno fa vedere di essere lì, di non avere accusato per nulla il colpo del KO da parte della formazione viareggina, è lì che continua ancora a premere, però i bianconeri con una rotazione che fa il mister De Gerone, intanto c'è, vedete, questa pallina di Crocco con Poletti che ancora una volta si è steso, era a terra, è riuscito con un guizzo, intanto c'è un'altra pallina sbagliata nel passaggio e qui Poletti dice di no, ma poteva essere un altro gol con una pallina regalata, come due sono state regalate e 2 sono stati fatti gol. È lì che bisogna fare attenzione. Sanchez, apertura laterale, il tiro, la neutralizzazione ancora una volta del portiere viareggino con Piccoli che torna in possesso di pallina, il centro comunque fa pressing, è lì che ringhia sull'avversario non dandogli la possibilità di andare alle conclusioni pulite. È andato Nicolò Crocco, la pallina si è alzata sulla traversa della porta di Poletti, lotta ancora il Valdagno con Sanchez, si mette giù, si immola Liam Rosi a deviare e parare la pallina, Lombardi parte dalla sua area, lancia in avanti Samuele Muglia, apertura per Enrico Tornera, 13 minuti e 26 secondi alla fine di questa partita, nono fallo per il Valdagno, 5 sono per il Centro Giovani, corpo a corpo, e lì si fischia però, lì si fischia. A chi l'è data la punizione?
e Chelsea erano corpo a corpo Sanchez e Liam Rosi. Vediamo che c'è stato l'intervento del direttore di gara, però la punizione è stata assegnata alla formazione ospite. Probabilmente è stata vista la prima spinta di Liam nei confronti dell'avversario. Intanto dà delle direttive mister De Gerone ai due giocatori che stanno per entrare in pista. Uno è Federico Ambrosio, 17 reti in questo campionato del Bomberone bianconero, e quindi c'è ancora la squadra viareggina che è in vantaggio 4-3 sul Valdagno quando mancano 13 minuti e 16 secondi alla conclusione della gara. Riparte ancora il Valdagno con Sexas, il pallina che viene recuperata dal centro giovani calciatori con Lombardi, era solo, preferisce dare indietro a Torner. Liam Rosi, apertura larga ancora per Lombardi, va via fra due avversari Luca, poi è fermato da un terzo, non c'era un compagno smarcato a cui dare la pallina. Poletti, bravo su Marco Tomba, un grande Pippo. missile del numero 4 del Valdagno, ma la risposta del campioncino viareggino Filippo Poletti, davvero il futuro della porta viareggina è lui, Filippo Poletti. Ovviamente grande Pablo Gomez che è dietro la sua porta a soffrire. Pablo che rientrerà martedì sera per il quarto di finale in Coppa Italia qua alle 20:45 con il Grosseto. Partita secca ovviamente. C'è Liam Rosi, lotta caparbiamente su Onorio, capocannoniere del campionato. Ha avuto la meglio Liam, pallina in avanti che gli viene mandata da fallo. Che è il decimo fallo conquistato da Liam Rosi, che era stato lanciato da Samuele Muglia. Ambrosio, che a Bassano è stato freddo. Vedi, va lui. Eccolo, va lui. Federico contro Vieira. Vediamo. Bello Roy che Muglia gli ha consegnato la pallina. Sì, gli ha detto Samuele a Federico, pensaci te. Siamo a 12 minuti e 20 secondi dalla conclusione di questa partita. Il Centro è in vantaggio 4-3 al Palabarsacchi sul Valdagno. Questa è una punizione importantissima perché può dare una direzione a questa gara che non è affatto facile. Forza Federico contro Rodrigo Vieira. Eccolo Federico Ambrosio, il portiere che si oppone, il portiere che si oppone al 12-11. È stato bravo il portiere con Ambrosio che si è visto respinta la conclusione con questo tiro diretto. Rimane 4-3 il punteggio per il Centro. Va avanti Muglia. Arriva Torner da Muglia, ma c'è Vieira che gli prende la pallina. Il Valdagno viene in avanti ancora una volta con Tomba, però la respinta è del portiere del Centro Giovani Calciatori. Da 11 minuti e 35 secondi dalla fine del primo tempo della partita. 4-3 per il CDC. Vai Daniele. Grazie Roy. Ancora il Centro in avanti con Liam Rosi che trova Torner, poi si va da Ambrosio. Un Roy scatenato anche stasera. Ambrosio, bella la giocata per Muglia, il palo, la grandissima giocata di Ambrosio che ha dato questa palla meravigliosa a Samuele poi si è involato verso la porta di Vieira, l'aveva battuto ma il palo a dire di no. Ma che bella questa azione costruita dal centro. Sanchez, una botta da fuori che poi colpisce anche il suo capitano Di Qui Giovanni con questa pallina che poi si è impennata, l'ha colpito sul braccio, la pallina è uscita, quindi possesso dei bianconeri sulla sfera Rosi che tocca per Eric Torner. Avanza Eric Torner. Bello Eric Torner, al centro Rosi, il miracolo di Vieira. Il miracolo di Vieira a 10:44, ma ancora il Centro davanti con Muglia, Samuele Muglia fermato, riparte Sanchez per il Valdagno, trova
Tomba, ma Poletti dice di no, è da sentirsi male, si va da una parte all'altra con un centro magico e un Valdagno davvero davvero pericolosa. A Onorio che non ha ancora segnato stasera, eccolo lì il numero 75 del Valdagno che trova Sanchez ancora per Onorio che voleva un fallo per Giovine, non c'è niente, riparte il centro, Rosi, tocca per Ambrosio, là nell'angolo, Federico Ambrosio, è lì in possesso, ancora lui, ma che giocatore che è questo qua, ma che grande giocatore che è questo qua, ma che grande giocatore che ha preso il centro. Federico Ambrosio è veramente di un'altra categoria in questo sport, ferma tutto Giovine perché ci sono dei cambi molto probabilmente, anzi no, Poletti ha chiesto di poter asciugare la maschera, quindi il gioco è fermo, ma com'è forte Federico Ambrosio, ma com'è forte Federico Ambrosio. Esce Muglia, dentro Capitan Danna, insieme a Rosi Cinquini, con Poletti che è quasi pronto, si è fatto asciugare la visiera, ringrazia Alessandro Il Chelsea per aver concesso questo. Tra poco si riparte, 9:50, i falli di squadra, 5 per il centro, 11 per il Valdagno, 4-3 per i bianconeri. Ancora chiede distanza Giovine ai giocatori del Valdagno, si può forse ripartire, sì, si va con Danna che tocca lì per Ambrosio, ancora per il capitano bianconero. Romeo Danna ancora a cercare Federico Ambrosio, controlla questa pallina, il fallo d'Ambrosio, tanto Sexà e Ambrosio si sono un po' presi su questa situazione, si prosegue con Sanchez che poi trova Tomba, ancora per Sanchez, e tra porta Onorio, numero 75 del Valdagno, Sanchez al lato, recupera Romeo Danna, poi ripartire il centro, Federico Ambrosio, trova Rosi per un attimo, poi la palla rimane lì, la recupera Sanchez, eccola la botta di Tomba, fermata in qualche modo, poi Poletti, meraviglioso, ferma la conclusione di Chiogo Seixax, quindi pallina a 2, Onorio e Danna su questa sfera, a recuperare per un attimo il centro, rimane lì, ancora Tomba, la conclusione, ci mette il guantone e dice no Poletti, riparte Cinquini che trova Danna, 8:50, Ambrosio dietro la porta del Valdagno, 30 secondi di possesso in attacco, ancora Ambrosio, che giocata, peccato, poi non ha trovato più la palla. Sanchez, che guantone ci ha messo Poletti, a dire di no, 8:38, ci ha messo il guantone quasi da fermo Pippo e ha detto di no. Partita meravigliosa con due grandi squadre, e questo è il bello dell'hockey, con un centro che in questa stagione dimostra di essere sempre lì e di lottare con chiunque fino alla fine. Tomba in avanti il numero 17 Francesco Crocco, ma riparte il centro con Cinquini che trova Danna, peccato non ha controllato bene la pallina, ancora fuori da Cinquini, ancora al centro a manovrare Liam Rosi, Ambrosio, salta bene Sanchez, Ambrosio di poco alto, a 8:10, 4-3 per il centro, 6 falli di squadra per i bianconeri stasera con la seconda maglia, 11 per il Valdagno, è uscito per rifiatare Ambrosio, è tornato Lombardi, 8:05 Roy. Con Sanchez che ritorna in avanti per i suoi, ma intercetta Lombardi, però perde la pallina per il pressing dietro di Sexas. Cinquini va a dare subito una mano
al compagno di squadra, viene in avanti, c'è un fallo, si oppone, c'è un muro, sesto fallo di squadra, settimo per il centro giovani, sono 11 quelli per il Valdagno. Intanto la squadra di Mirko De Gerone usufruisce di un time out. C'è qualche aggiornamento? Sì, è finita Breganze Eroi con il Lodi che ha vinto 9-4, mentre Sarzana Follonica siamo sul 3-3 e non è ancora finita. Quindi c'è il recupero del Lodi importante a Breganze, quindi ecco, per la squadra di Gigio Bresciani è un risultato sicuramente importante, tanto c'è forse una parte ancora da pulire oltre con un Lodi che sta al 32 di punti in classifica. Sì. C'era ancora la porta del centro giovani calciatori che viene sistemata, viene pulita, anche quella dietro di Vera era stato fatto notare al giovane che può darsi che ci fosse stato bisogno di un intervento, ma l'arbitro non lo ha ritenuto opportuno, quindi si riparte con il Valdagno che batte la ripresa del gioco. Siamo a 7 minuti e 46 secondi dalla conclusione della gara, che vede il centro in vantaggio 4-3 sul Valdagno. Valdagno che manovra, Francesco Crocco rientrato in pista, attaccato da Rosi, ha perso la pallina, Danna, la conclusione gli viene smorzata da Sanchez che ritorna subito in avanti, ha fintato il tiro, poi è dovuto tornare indietro, c'è Tomba lateralmente che attendeva un passaggio del compagno che invece porta a giro lui da solo la pallina. Ora viene servito Crocco dal dietro, para in due tempi il portiere Poletti che poi subisce anche fallo da parte di Tomba. Portierino viareggino davvero molto attento anche stasera, determinante per mantenere in piedi insieme ai gol realizzati dai suoi compagni Ambrosio, Lombardi, Danna e Torner, questo vantaggio importante. Tanto esce Lombardi, esce Rosi e rientra Torner in pista, portato esperienza, mestiere, anche se chiaramente, come detto, De Gerone gira i giocatori per poter mantenere il ritmo alla pari. Intanto bella la girata di Danna per Cinquini, un attimo di ritardo all'appuntamento per mantenere, come detto, il ritmo della partita. Ora Lombardi si fa intercettare la sfera dagli avversari che tornano in avanti, non aggancia Crocco anche perché ci aveva sulla sua traiettoria Torner. Il tiro da parte di Sexas trova Poletti ancora una volta nella deviazione leggera, bastata, intanto esce Tomba per il Valdagno. C'è l'arbitro che consente a Poletti di asciugarsi la visiera, il sudore della visiera, e c'è però un giocatore del Valdagno che va da Giovine a dirgli che non è forse d'accordo, ma l'arbitro gli dice ma se lui ha la visiera appannata non posso far giocare, far giocare. È chiaro, ecco, è chiaro, mi sembrano riduttive queste proteste, se non hanno senso, di Sexas, anche perché è capitato anche al suo portiere Viera di fare, ma poi è normale nell'hockey eroi, no? Quindi succeda questo. Pensiamo a giocare e rimanteniamo la concentrazione. 4-3. Vai, si riparte, grande eroi. Torner, Cinquini, 15 adesso. Lombardi trova nell'angolo qua Elia Cinquini, protegge la palla, molto bravo Elia, lotta come un leone, due avversari su di lui, poi cerca Danna, non lo trova, riparte il Valdagno, la botta del suo capitano che finisce di poco al lato, ma ancora il Valdagno a costruire
Seixax trova Sanchez, smorzata da Lombardi, la conclusione, riparte il centro, Elia Cinquini, protesta il pubblico e invece poi alla fine Alessandro Del Chelsea decide che il fallo è in favore dei Veneti. 8 falli di squadra per il centro, 12 per il Valdagno. Si prosegue, siamo a 5:36, ancora Sanchez che poi trova Seixax, ancora lì nel mezzo per Francesco Crocco, poi Lombardi allontana, vediamo che succede. Sanchez porta su questa pallina per il Valdagno, poi una botta di Pocallato, arriva Di Qui Giovanni, numero 7, il capitano, fuori per Francesco Crocco, il numero 17 attraversa tutta la pista, si ferma su di lui Cinquini, ancora lui in possesso, mette questa pallina al centro ma la recupera al centro con Enric Torner, si può ripartire, trova molto bene Luca Lombardi che poi non controlla la sfera. Sanchez può ripartire, 4:50, 4-3 per i bianconeri, ancora Sanchez, questa pallina che rimane lì, la recupera ancora lui, il portoghese, va fuori, la botta di Francesco Crocco, poi recupera il centro con Luca Lombardi, bisogna ragionare, Luca Lombardi trova bene Elia Cinquini, teniamo pallina, mancano 32 secondi di possesso, tutto regolare, riparte il Valdagno, si va da Sanchez, ancora avanti, gol, arriva il gol del capitano Leonardo Di Qui Giovanni a 4:12. Bianconeri volevano un fallo a loro favore, tutto regolare e Di Qui Giovanni ha trovato questo pareggio 4-4 quando mancano 4:12. Comunque siamo ancora di fronte a una partita ancora molto aperta, che mancano 4:12, quindi nell'hockey può succedere di tutto. Si riparte da Danna per Torner, ancora per Danna, Enric Torner avanza alla destra, supera 2 avversari, ancora lui, poi c'è uno scontro, vediamo che succede con Ambrosio insieme a Seixax. C'è una cosa che ha deciso e Chelsea, guardiamo cosa decide. Si erano già presi in precedenza i due giocatori, Blu per Seixax, così ha deciso Alessandro e Chelsea, che poi manda via Ambrosio. Forse il blu è per entrambi, Roy, non riesco a capire, forse sì. Per reciproche scorrettezze. Sì. Quindi tutte e due le squadre con l'uomo in meno adesso. Sì. Seixax per 2 minuti, Ambrosio. no? Per 2 minuti entrambe le squadre con l'uomo in meno. Quindi diventa ancora più complicato gestire adesso questa partita per entrambe le formazioni. Anche perché è fuori Ambrosio. Sì. Non ha avuto 2 minuti, vedi? Alessandro Chelsea conferma che per 2 minuti per entrambe le formazioni c'è l'uomo in meno, si riparte, va giù, c'è il fallo di Cinquini. Comunque loro sono bravi in questo corpo a corpo, chiamano sempre al fallo l'avversario. E attenzione perché siamo a 9 falli noi, sì. Guardiamo un po' perché anche Elia Cinquini protesta con il Chelsea, vedi? Sì. Ora non bisogna cadere nel nervosismo come a Grosseto. Non bisogna buttare via questa partita. No, rimanere concentrati, va bene anche magari il pareggio perché siamo di fronte a due squadre fortissime, tutte e due. Non va buttata via e questa quindi non partita. va buttata via la partita. E avanza il Valdagno, Sanchez 3:35. Tutte e due con l'uomo in meno. Onorio. Di Qui Giovanni torna da Onorio. Paglia rimane lì, la recupera Torner. Avanza Torner, per un attimo fermata, la pallina ancora sua,
la perdiamo. Poi la perdiamo, riparte Onorio, trova Sanchez che non trova Onorio, però recupera la pallina su lui Danna, possesso del Valdagno. Sanchez va fuori da qui Giovanni, ancora Sanchez, la botta, bravo Poletti, cerchiamo di recuperarla con Danna, non ci riusciamo, ancora il Valdagno, di qui Giovanni, il capitano trova Onorio dietro la porta di Poletti, 30 secondi di possesso per il Valdagno, la botta del capitano al lato, ancora il Valdagno recupera in qualche modo per un attimo il centro, ma sono ancora loro, hanno ancora possesso per 12 secondi. Sanchez, Onorio devono tirare, se no perdono questa possibilità al lato, mancava un secondo a recuperare il centro. 2:13, Torner verso Danna, controlla questa pallina molto bene nell'angolo, va giù, c'è il fallo, che è il 13° fallo di squadra del Valdagno. Siamo ancora in penalità con entrambe le formazioni, con l'uomo in meno. Ambrosio è già pronto a scendere in pista, manca poco, dal tabellone mancano 11 secondi e poi torniamo in parità numerica. Danna, Torner fuori da Cinquini, ancora Torner, si va da Danna che non raggiunge questa sfera, vai, parità numerica, in pista Ambrosio per il centro e 6 sacks per il Valdagno, i due che avevano comunque preso il blu. Cinquini, Torner, Eric Torner viene messo giù, tutto regolare, si riparte, c'è questo Sanchez davanti a Poletti, il miracolo di Pippo, dai ragazzi! Sanchez gridava già il gol. C'è il fallo adesso, è il 14° per loro. Anche qua c'era un fallo, sì, richiesto da Torner. Allora, loro sono a 14 falli, quindi basta un fallo e il centro al tiro libero, il centro ha 9 falli, quindi basta un fallo, si va al tiro libero. 1:22 mancano. 1:22, siamo 4 pari. Con le squadre che sono ferme, vedete lì, sì, stanno infatti tutte e due riorganizzando. Si stanno riorganizzando. Il rosso il fallo, no? Perché e ora vediamo questo. Tanto velocemente Roy è finita a Sarzana 3-3, Sarzana Follonica. Vediamo questo ultimo minuto da giocare. Vai Roy, siamo vai per questo tuo minuto. Al Cardiopalma, sicuramente 4-4. Non scopriamoci troppo per non compromettere una partita che era in pugno e poi per alcuni errori determinanti è stata recuperata da un buon Valdagno, che comunque va ribadito questo aspetto non da sottovalutare. Tanto si riparte con il centro, Cinquini e Torner. Bianconeri, siamo a 1 minuto e 19 dalla fine di questa partita. Ambrosio attaccato dal dietro, proprio dal Sexas. Ambrosio dietro la porta di Viera, indietro a Torner, attaccato, non perdiamo le palline. Torner viene a mantenere lo stesso la sfera, la mette per Ambrosio. Siamo negli ultimi secondi della gara e il Valdagno ha recuperato il possesso di sfera. Attenzione a non farli tirare proprio ora. Il Valdagno, siamo a 40 secondi dalla conclusione della partita, 4-4. Valdagno che manovra, va a terra un giocatore avversario, c'è la respinta di Poletti, Cinquini e Torner che rallenta. Siamo a 30 secondi, Torner richiama in causa Ambrosio dalla parte opposta per Danna, pallina per Ambrosio. Oddio!
Miracolo di Vierà, c'è miracolo di Vierà. Sanchez, attenzione perché dalla parte opposta potrebbe avanzare Via, il Valdagno. vai, via questa palla. Dai, ripartiamo. 13 secondi, è rimasto a terra un giocatore del Valdagno davanti a Poletti. Giovine ferma la manovra. È rimasto a terra un giocatore si è fatto male. del Valdagno proprio di fronte a Filippo Poletti. C'è l'arbitro Chelsea che dice faccenni di... Vabbè, è giusto, noi quando c'è un giocatore a terra così è giusto che si fermi il gioco. Turner voleva che fosse proseguita l'azione, si rialza. Poi da capire quanto Seixax ha fatto scena, quello. Però il direttore di gara è giusto che fermi, no? Però si è subito rialzato. Sì, sono d'accordo con te. Si è subito rialzato, è andato negli spogliatoi, ha fatto... Però ha visto giustamente il Chelsea che ha detto Resci. Sì. Ha fatto il mestierante, il numero 8. Però il Chelsea ha detto da fuori. Il centro era in avanti, la partita ormai è finita, si può dire, perché manda in avanti il Tornello una pallina nell'angolino dove i giocatori del centro non sono bella partita, bella partita noi, bella 4-4, ma con un pizzico di rammarico. Un pochino di rammarico perché il 100 giovani calciatori poteva portarla a casa, però queste sono tipiche partite che le puoi anche perdere, quindi va bene così, se vuoi vincere alla per fine. Forza, alla fine va bene così. Primo tempo 3-2 per il Valdagno con il vantaggio di Ambrosio 1-0. Poi alla fine Roy l'andata è vinta, il ritorno è pareggiato, sei in vantaggio negli scontri diretti, che non è mai male. Non è mai male. Lombardi raddoppio 2-0, Francesco Crocco 2-1, Seixas 2 pari, Sanchez il 3-2, poi nella ripresa c'è stato il 3-3 di Danna, il 4-3 di Torner, poi Ambrosio che si è fatto parare un tiro diretto, poi Muglia che colpisce il palo e arriva a 4 minuti e 12 dalla conclusione. Di qui Giovanni che firma il 4-4. Ovviamente noi ci rivediamo qua sabato, martedì per il quarto di finale di Coppa Italia con il Novara, con il Grosseto. Vedete, c'è dei finali, li abbiamo già dati tutti. Tutte le squadre che sono schierate salutano, vedi? A centro della pista si salutano. Bella partita, dai, bella partita. Vivace, d'altra parte Mirko De Girolamo aveva detto che questo Valdagno correva e correva tanto. Ancora una volta grazie ai nostri tecnici che sono meravigliosi, come sempre. Li riavremo anche martedì sera, per loro è un fuori programma perché chiaramente non pensavano, ma poteva essere mercoledì, se non era martedì era mercoledì. Però devi tornare. Il turno di Coppa Italia. Preferisce martedì. Ma d'altra parte il centro ha disputato un girone di andata alla meraviglioso grande e si è piazzato secondo per la Coppa Italia, e quindi anche questa è una competizione a cui tiene la squadra del CDC, che va ovviamente a prendere gli applausi del pubblico, come anche il Valdagno va a prendere gli applausi e poi abbiamo fermato questa serie di vittorie consecutive di loro, insomma è una squadra non facile da affrontare, anche loro gli applausi anche per il Valdagno, i temerari che sono arrivati da Valdagno, una trasferta davvero lunga, e ora il pubblico di Viareggio è lì che saluta i bianconeri giocatori. Ovviamente noi ci salutiamo qui con queste immagini molto belle. Grazie Roy. Che arrivano come sempre qua dal Palabarsacchi, da Daniele Maffei e Roy Lepore e i ragazzi stellari della regia. Vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento martedì sera alle 20:45 qua dal Palabarsacchi di Viareggio per il CDC Grosseto, quarto di finale di Coppa Italia.
Ciao. Scusa, posso prendere?